Ciao followers, benvenuti ad una nuova puntata di Lesemo qualcosa insieme prima di andare in letto. Sì? Siamo pronti? 3, 2, 1, ciak si gira. Cosa che dirò ai miei colleghi e a Jack e ho strinse gli occhi che il stronzo e il fa meglio stare attento. Oh Christian, io annuisco e del mio capo e ho ga sguardo ostinato di un tosetto. No dirghe osetto, no devo dirghe cosa, no goda dirghe cosa, che sol paronde a SIP. I termini del contratto sono stati approvati proprio ieri altro. Ed è un divieto di divulgare notizia per 4 settimane, mentre il management della SIP fa alcuni cambiamenti. Oh, perderò il lavoro? Domando allarmata. Sinceramente ne dubito. E disse subito io sarcastico, cercando di trattenere un sorriso. Gli rivolgo un sguardo di rimprovero. Se dovessi andarmene a catare lavoro in un'altra azienda, comparissi tonca quea. Non te starei mica pensando di andartene, vero? E la sua espressione cambia, diventando diffidente. Forse, non sono sicura che ti temessi a Dio dare possibilità di scelta. Sì, comprerò anche che azienda là, è il dise categorico. Leovardo Torva. Se non sapevi cosa vuol dire, guarda su Google. E a situazione ha senza via di uscita. Non te pensi di essere un fiatin massa protettivo? Sì, so pienamente consapevole di dare sta impressione qua. Chiama il dottor Flynn che se meglio, mormoro. E il posa ciotto a voda e ne guarda impassibile. Sospiro, non voglio litigare. Mi alzo e trovo a suo ciotto. Butto il dolce. Ora sì che ragionemo. E il dise con un sorriso lascivo. Non me, perché non me? Abbiamo il gelato vaniglia? Ridacchio, maliziosa. Davvero? E il sorriso di Christian si slarga. Credo che poderissimo inventarsi qualcosa con queo. Setto? Cosa? Io fisso senza parole mentre io si alza. Posso restare? Mi domanda. Cosa intendi tu? Stanotte dico. Avevo dato per scontato che te lo facessi. Ah, beh, ora. Dove sei il gelato? Nel forno. Ah ah, nel forno. E il sospira e scuote a testa. Il sarcasmo è la forma più bassa di ironia, signorina Steele, che sbriucica tanto per cambiare gli occhi. Questo che sbriucica sempre gli occhi, porotoso. Oh, merda. Cosa che avrà mai in mente? Poderia sempre rovesciarti sui mesenocci. Metto il ciotto in tellaveo. Hai quelle sfere d'argento? E ho il setaste al petto, l'addome e le tasche dei jeans. E stranamente non porto con me stasera, boia can. Pensati, che tristezza. Non che faccio molto con qui in ufficio. Oh, sono lieta di sentirlo, signor Grigio. Pensavo che te avessi detto che il sarcasmo è la forma più bassa di ironia. Beh, Anastasia, il suo motto è: se non te puoi abbatterli, unisciti ai ori. Io guardo a bocca aperta, come un pesce lesso. Non posso credere che lo abbia detto. E sembra compiasuo, in modo quasi nauseante, mentre mi sorride. E si volta e versa il freezer, togliendo il barattolo del miglior vaniglia Ben Jerry's. Questo andrà bene. E mi guarda, gli occhi fiammeggianti.
Ben, Harris e Anna. E pronuncia lentamente ogni parola, scandendo le sillabe. Porca miseria! Credo che la mascella mi sia cascata. E ho il verso il cassetto delle posate e tu un cucciarino. Quando alzo sguardo, i suoi occhi si socchiusi e si dio passarsi la lingua in te bocca. Oh, che lingua! So senza fiato, e il desiderio oscuro, strisciante e lascivo, e mi scorre in te vene. Semo Dio per divertirsi col cibo. Spero che te gabbia caldo, il me sussurra. Te raffredderò mi. Vien qua, presto, vien qua. E il me tende a mano e ghiatogo. So poi per ora. Demo in camera. Io il posa il barato degeato in tel comò, scosta tra punta dal letto, tira via i cuscini e impienta il pavimento. Gatto iniziò di ricambio, spero. Annuisco, continuando a guardarlo affascinata. Lui afferra Charlie Tango. Poveretto Charlie Tango, non impiastricciarmi il baioncin. Io metto in guardia. E si abbocca e si piega in un mezzo sorriso. Non mi sognerei mai, piccenina, ma voglio impiastricciare ti e i tuoi inizioi, però. E il mio corpo freme. Voglio legarte. Oh, ok, sussurro. So, man, però. Vabbè, intelletto. Ho bisogno che ti stai ferma. Ok, sussurro di nuovo, incapace di dire altro. Useremo questa. Afferra cintura del mio accappatoio e con deliziosa e provocante lentezza e sfida. L'accappatoio si verse mentre mi presa dal suo sguardo ardente. Dopo un attimo io spingo su dai spalle, facendo scivolare per terra. Rimango nuda di fronte a lui e mi sfiora il viso con le nocche e il suo tocco si propaga nelle profondità del mio ventre. E il si china su di me e mi dà un rapido bacio in tia bocca. Sdraiati in letto, supina, subito, e mormora, i soci sempre più tresi, i sbriucci nei miei. Obbedisso, e a stanza si immersa nell'oscurità, a parte la luce tenue dell'abajur. Di solito godio e lampadine a risparmio energetico. So così fioche, ma qui sono nuda, con Christian appresso invece che affievole luce. E ho l'esempio e me guarda, tanto per cambiare. Poderia restare a guardarti tutto il giorno, setto Anastasia, e il dise, e il sa intelletto, mettendosi a cavalcioni sul mio corpo. Alza i bracci, sora la testa, il me ordina. Mio al secondo, e me lega il polso sinistro qua cintura, di cui poi assicura un'estremità alle sbarre de ferro del letto. Tira forte, in modo che il mio braccio sinistro si appega su di me. Comodo, insomma. Poi lega la mia mano destra, stringendo a cintura. Quando che il ga finio, il me guarda, visibilmente rilassato, che piace legarmi. In sto modo non posso toccarlo. E mi viene in mente che nemmeno e so altre sottomesse ad averlo toccato. E sta cosa ancora più importante è che io non ad aver mai da ore e la possibilità di farlo.
deve aver sempre mantenuto il controllo e a distanza. Ecco perché gli piace sorelle. Il scende dal letto e si china per darmi un rapido bacio in te bocca. Poi si sfia la camisa sua testa, o dalla testa, insomma, la tira via, e si slaccia i jeans e lascia cascare per terra. Oh, il sé meravigliosamente nudo e a medea interiore e se dio fare il triplo volteggio sue parallele asimmetriche addirittura e mi improvvisamente a bocca secca. Elga un corpo dalle linee classiche, spalle larghe e muscolose, fianchi stretti e il triangolo rovesciato. Ed è ovvio che tiene l'allenamento. E si sposta in fondo al letto e mi afferra le caviglie, tirandomi verso il basso con straton, veloce e vigoroso. Adesso coi bracci tesi e mi è impossibile muovermi. Così va meglio, mormora. Afferra il baratto del geato e sale in letto, mettendosi di nuovo a cavalcioni del mio corpo. Molto lentamente tira via il coperchio dalla confessione e infila il cucciarino. È ancora piuttosto duro, è il geato, dice alzando un sopracciglio. Poi il toe una cucchiaiata di geato e si infila in bocca. Delizioso, mormora, leccandosi la bocca. Ed è sorprendente come è a buona e semplice vaniglia possa essere così gustosa. E me guarda e me fa l'occhiolino. No, così, da bauco. Non ne vuoi un po'? Scherza. Ha un'aria spaventosamente sexy, giovane e spensierata, mentre sta sentata su di me a mangiare il geatto. E oggi, oh signore, sempre di sbeluccicare, sto toso che conviene andare dall'oculista e il viso e il viso invece è luminoso. A mo' di Edward Cullen che sbelluccicava tutto al sole. Che diavolo intenderà mai farmi? Aiuto! Ah, se io sapesse, annuisso timidamente. E ho il tuo un'altra cucchiaiata del geato e il mia porse. Mi verso a bocca e ne infia un'altra ne appropria. E se massa bomba a condividerlo il dise sorridendo maizioso. Ehi, inizia a protestare. Perché, signorina Steele? Te piace vaniglia? Certo, dico con più forza del previsto e cerco invano di disarcionarlo. E orride, diventiamo irritabili, Io non lo farei se fossi in te. Gelato, supplico. Beh, visto che un cotte mega compiaciuto così tanto, signorina Steele, e si ammorbidisse e mi offre di nuovo una cucchiaiata di geato, stavolta a sacchiamagna, e mi viene da ridere. Strano, si sta davvero divertendo, e il suo buon umore è contagioso. E il tuo un'altra cucchiaiata e mi mette in bocca, e poi lo fa di nuovo, e andiamo avanti così. Oh, ok, ora basta. Beh, questo è un modo per assicurarmi che te mangi alimentazione forzata, potrei abituarmi. E mi offre l'ennesima cucchiaiata di geato, stavolta tengo in bocca sarà e scuoto la testa e ho assa che il geato mi si sciolga e mi sgoccioli sulla gola e sul petto. Si china e molto lentamente io lecca via e il mio corpo si accende di desiderio e con questa vi saluto, ciao, alla prossima!